Ciao ragazzi, benvenuti a Custozza, terra di vino bianco e di gelato al vino bianco di Custozza. Ovviamente tutto inizia con la base, ovvero con gli ingredienti chiave per creare l'amalgama da cui nascerà il gelato, quindi soprattutto saccarosio, glucosio, inalina che è un addensante naturale a base vegetale e tutto seguendo a milligrammo la ricetta, perché sbagliare anche di pochissimo significa compromettere la produzione. Infine l'acqua calda per sciogliere gli zuccheri e facilitare l'unione degli ingredienti. Siamo quindi pronti per versare in macchina. Intanto Carlo prepara il vino bianco, stappando le bottiglie di custozza di un vicino produttore. Dopodiché si versa nella macchina e si attende che il freddo agevoli il consolidamento del gelato, anche se, visto che non c'è latte, sarebbe più corretto chiamarlo sorbetto. Ma alla fine la consistenza è quella e adagiato sul cono è davvero un bel vedere. E anche buono! Ma allora Lucia, dobbiamo dire cin cin o buon appetito? Cin cin e buon appetito. Tutte e due? Sì, Mangia e bevi? sì. Ma a Corte Vittoria anche l'orto è importante per fare il gelato. Carlo infatti oggi creerà il gelato al basilico e limone, una vera delizia. Basilico che raccoglie direttamente nell'orto di famiglia e una volta creata la base, che sostanzialmente rispecchia la stessa procedura vista per il gelato al vino bianco di Custozza, lavora le foglie, strappandole una ad una e frullandole per ottenere una crema super aromatica aggiunta alla base, nella quale peraltro aveva già versato il succo di limone, che è puro, non uno sciroppo o un preparato industriale. Tutto quindi viene nuovamente frullato e unito e nel giro di pochi minuti avremo un freschissimo gelato al limone e basilico. Per gustarlo però sono andato nella nuova gelateria di Corte Vittoria nel pittoresco borghetto a Valeggio sul Mincio e qui sembra ancora più buono, ragazzi.